Buongiorno, lunedì 26 aprono bar e ristoranti, entreremo tutti in zona gialla e naturalmente ci sono delle restrizioni, delle particolarità per queste aperture. Vogliamo un po' capire come si stanno preparando i ristoratori, abbiamo alcune foto, per esempio Rifugio Barricata da Celestino, che ha la fortuna di avere un grosso plateatico, oppure Pizzeria Il Bambolo di Adria. A campione di due categorie, un bar da una parte e un ristorante dall'altra, abbiamo voluto sentire alcuni imprenditori, ricordando che purtroppo, beffa delle beffe, il meteo dice da 3B, riapertura del 26 aprile a rischio pioggia, tendenza fino al 1 maggio. Mattia Barpassaggio, Portoviro, come vi state preparando per le aperture finalmente tanto agognata di lunedì 26 aprile? Sì, intanto cominciamo a dire che purtroppo non sarà una vera e propria apertura, ma sarà un'apertura a metà, perché sarà consentito solamente il servizio all'esterno dei bar, nel nostro locale, in tutti i locali, con le classiche tazzine di ceramica, ma purtroppo è ancora vietato il servizio al banco ed è vietato anche il servizio all'interno del bar, e quindi adesso stiamo predisponendo nella nostra parte estiva e nella parte davanti al nostro locale stiamo predisponendo tavoli e sedie in base alle normative, e abbiamo pensato anche di mettere un piccolo banchetto qua davanti, un piccolo banco esterno proprio dove la gente magari può, chi ha un po' di fretta e chi deve prendere un caffè al volo stando in piedi e non vuole sedersi, può usufruire con zucchero e tutto quello che serve, insomma. Quindi è certo che non si può servire all'interno del locale? Sì, purtroppo questo per ora bisogna accontentarsi, speriamo che le cose possano cambiare, anche perché ricordiamo comunque che tutti i locali, almeno il nostro, ma tutti i locali sono stati aggiornati alle normative, abbiamo messo i plexiglass, abbiamo messo i disinfettanti, abbiamo chiamato il nostro geometra addetto alla sicurezza che ci ha appunto messo le sedie nelle postazioni giuste, 1 metro, all'epoca era 1 metro di distanza, adesso mi sembra siano diventati 2, quindi abbiamo dei locali che sono sicuri, la gente può venire tranquillamente a consumare. Ho sentito anche i colleghi nella nostra città e nelle città limitrofe, quasi tutti i locali sono sicuri, quindi nonostante ci sono queste limitazioni. Sì, ci dispiace perché abbiamo avuto pochi aiuti. Tra l'altro posso dire anche tranquillamente, il commercialista mi ha telefonato 2 giorni fa, ha detto che il mio locale ha diritto a 0 euro di cosiddetti sostegni, quindi dobbiamo farcela con le nostre forze e quindi niente, speriamo che al più presto, insomma, possiamo dare altri servizi e usufruire anche la parte interna o almeno anche il banco, insomma. Con Pino Longo, che con la sua famiglia sta gestendo un ristorante pizzeria Cacornera, anche a lui chiediamo come si sta preparando per il 26, questa apertura tanto agognata. Ci stiamo preparando, fortuna che abbiamo l'estivo noi. Ecco, però sì, appunto diceva, fuori onda parlavamo, io sono fortunato, c'ho l'estivo, però effettivamente per chi non ha l'estivo è un'altra mazzata. È un'altra mazzata, ma è una mazzata anche per noi, perché ad esempio noi adesso dobbiamo pregare il buon Dio che ci faccia bel tempo, però è anche vero che con solo l'estivo, per quanto sia, e poi la chiusura alle 10 è assurda, perché a mezzogiorno va bene, a mezzogiorno c'è il sole finché c'è il sole, ma la seconda, diciamo, la cena per noi è difficile farla. Ecco, ristori ve ne sono arrivati? Ristori, cosa sono? È un nome che ho sentito, che sento ogni tanto,